Lasciatemi staccare la spina a Elisa, tanto quella che fa non è vita. Parole di disperazione di un padre che chiede di lasciare andare la sua creatura. Elisa, oggi 46enne, da 12 immobilizzata a letto dopo un incidente stradale. Tenuta in vita artificialmente, un nuovo caso è Luana Englaro, nel veneziano. Papà Giuseppe, 70 anni, rimasto ormai solo, vuole per sua figlia una morte dignitosa. Non è più vita, è sofferenza, è il nulla, dice. Lo Stato deve fare qualcosa per liberare queste persone. Elisa dal 2006 è in stato vegetativo persistente dopo un incidente stradale nel Padovano. 12 anni di angoscia per i familiari. Resta solo il padre, Giuseppe, perché nel frattempo mamma, zia e nonni sono morti. Persino il fidanzato coinvolto con lei nello schianto la notte del 22 febbraio 2006. Lui, dopo il colpo di sonno, aveva riportato solo un paio di fratture. Elisa invece aveva urtato violentemente il capo e da allora è immobile a letto. Insieme all'associazione Luca Coscioni, il padre chiede una legge sul testamento biologico. Teme però di essere attaccato, come fu allora per Beppino Englaro. Non è una battaglia personale, non è mia figlia il problema, è altro, dice. La signora che divide la stanza con Elisa racconta, ha 68 anni ed è così da 17. Il problema di chi si trova in stato vegetativo non viene mai affrontato.